Si è parlato della rigenerazione del centro storico di Agrigento, di una città aperta, ieri al Cupa Consorzio Universitario, grazie a un convegno organizzato dalla Fidapa di Agrigento con la Facoltà di Architettura. Diversi e qualificati gli interventi moderati da Margherita Trupiano, che ha previsto anche un collegamento in videoconferenza con Silvia Viviani, presidente dell'INU, Istituto Nazionale Urbanistica. Riqualificare il centro storico significa ridare vita alla città, ridare impulso anche alle attività lavorative. E la Fidapa è un'associazione che non è chiusa in se stessa, non è un luogo dove ci si incontra per passare il tempo, ma cerchiamo di operare attivamente nella nostra comunità. Il suo scopo è quello di migliorare noi, ma di migliorare anche il contesto nel quale viviamo. E il contesto più vicino è proprio la nostra città, che in questo momento soffre in modo particolare. Ed è un percorso che abbiamo iniziato già da qualche anno, insieme per Agrigento, insieme alle altre associazioni. Abbiamo cercato di fare qualche piccolo gesto, più che altro simbolico, ma proprio per segnare la presenza nostra, non solo la presenza nostra, ma anche per tenere desta l'attenzione. È stata anche possibile visionare una mostra allestita sul centro storico di Agrigento a cura degli studenti del corso di studio in architettura della sede di Agrigento, guidati dalla docente Alessia Cilona. Questa è una giornata conclusiva. Abbiamo organizzato all'interno dell'attività didattica un ciclo di seminari e oggi concludiamo con la mostra redatta dagli studenti del terzo anno del corso di studio in architettura. Il tema è quello della rigenerazione urbana in centro storico, prendendo a cuore quelle che sono le aree di maggiore pregio pubbliche, gli spazi aperti pubblici. Abbiamo studiato la piazza Don Minzoni, piazza Ravanusella, punti nevralgici per noi, e i ragazzi si sono ben cimentati, hanno presentato delle proposte che vanno mostrate alla collettività, ed ecco perché la giornata di oggi, per far conoscere alla popolazione quanto viene fatto all'interno di questo corso di studio. Hanno portato il loro contributo al dibattito gli ordini professionali di ingegneri, geologi, architetti e agronomi della provincia, la Curia Vescovile, tra questi anche Giusy Rosso, che ha parlato della qualificazione urbana del centro storico di Ragusa. Riporterò il caso della provincia di Ragusa, sicuramente caratterizzata da un grande dinamismo imprenditoriale, oltre che politico, riportando appunto alcuni lavori che sono opere pubbliche in project financing che sono state fatte all'interno della provincia di Ragusa. Quindi un'iniziativa che si può in un certo senso parallelamente sposare anche per la rivitalizzazione del nostro centro storico? Assolutamente sì, ad esempio alcuni parcheggi possono essere anche replicati qui nel territorio dell'Agrigentino, e oltretutto alcuni ragazzi già di architettura hanno fatto dei progetti del genere.